Però ne abbiamo visto uno buono, una sequenza buona di rigore nel 2006. C'è Trapp. Hanno vinto i sorteggi tedeschi e hanno scelto questa porta. Sì, vanno a tirare sotto la loro. Sì. Prima il portiere, poi ha chiuso, vedi, il portiere era già andato, lui non aveva ancora calciato, lo guarda e lo spiazza molto bene. Coprimo un live manga visto streaming. E rete con Trapp che aveva intuito la direzione. Non so perché, ma mi aspetto una cannonata da Iorio. La piazza? Centrale. Entrata con Kepa che quasi ci arriva. Caris, tu devi stare zitto. Mi aspetto una cannonata. Quell'altro, centrale. Il giorno in cui stai zitto è sempre troppo tardi. Brutta storia, il capitano. Si prende sempre le sue responsabilità, ma e la para si vedeva proprio. È proprio un peccato perché ce la mette tutta, si vede che ci tiene. Molto frenetica. Aveva Era troppo nervoso. Sapeva di cacciarla lì, interno piede. De Guzman. De Guzman. Quanti incroci, Chelsea allenato da Benitez che aveva vinto, poi De Guzman è passato per Napoli, no, deve giocare contro il Chelsea di Sarri. Spiazza nettamente il portiere. Kepa da una parte, palla dall'altra, 3-1. Jorginho, rigorista per eccellenza. Mamma mia, sei una seccia! Sei un gufo mondiale. Ma noi lo sappiamo Jorginho come la tira, no? Il portiere lo sa? Sono pararigori. Gol facile per Jorginho. Sempre un rigore di vantaggio per l'Eintracht che deve... giocatore forse di maggiore personalità dell'Eintracht che abbiamo visto stasera. Sicuramente buona partita. Faciamolo sbagliare. Vabbè, ce ne sono così le storie del calcio. Quello che gioca meglio alle volte sbaglia. In corsa a incrociare. E infatti tira un poverino centrale la sua terra. Il portiere non si è mosso. Non si è mosso. Col ginocchio parastinco tutto. Ho capito, però se ti faccio entrare sotto le gambe. Pareggiare David Luiz. Mamma mia. Facile, 3 pari. E dopo il tiro, dopo il gol, io dico che questo qua è un ciuccio. Bravo, con grande personalità David Luiz. Non sa marcare, non sa attenzione ai rigori decisivi. Fare il gioco di Sarri, ogni tanto lancia, mi dà un fastidio David Luiz. Però di testa le prende tutte lui, il piede ce l'ha. C'ha qualità da centrocampista, ma non avesse foce centrale in testa al qua. Quello è. No, pazienza. No, pazienza è pazienza. Vediamo se pazienza, giusto. Abbiate pazienza. Entrata apposta, evidentemente. Pazienza col Napoli fece una grande comeback. Gli ultimi minuti del recupero. E non è mai. È pazienza! Pazienza! Ho visti tanti sbagliare entrare apposta per fare il rigore, Beppe. Però ma chi è? Troppa responsabilità. Gonzalo. Compagni, il capitano. Una bella parata. Quindi mo va il pipito. Però è un incrocio nei piedi. No. Match point. C'è il Nigno talentuoso, il quale ha giocato così e così, anche lui troppo individualista, troppo incaponito nel dribbling, senza rincorsa, e la mette! Una partita sofferta, durissima, a tratti anche drammatica. Il Chelsea di Maurizio Sarri raggiunge la finale della Coppa League. Non erano presenti nelle semifinali, però sono tifoso di Sarri, non c'è niente da fare. Un grande segnale questo della Premier, del campionato bellissimo che abbiamo visto quest'anno. È squadra inglese, i più forti in assoluto. Per me, secondo tempo, buona pressione del Chelsea, alti bene, però
Pensavo si sono fosse esposti spesso a più bravo, contropiedi copriva meglio la porta a Trapp, invece Kepa è stato bravo negli ultimi e due la rigori. manovra non è fluida, Sembra la sfondato manovra non quello è che ha fatto sarrista, sul so chiuso in traverso, breve ha parecchie chiuso volte. sull'ultimo, su pazienza. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E iscrivetevi al canale perché ho 2 o 3 scoop. Prima di tutto devo fare un video per sfottere a Caressa, quindi è importantissima la situazione ad Ani, Caressa, io non ci posso credere. Poi bisogna parlare del Toto allenatori, perché Conte, io so dove andrà Conte, sono uno scoop clamoroso internazionale. E poi dobbiamo parlare del mercato del Napoli, quest'anno bisogna parlarne perché non ci sono più scuse. Insigne prende 4 milioni all'anno, costa al Napoli 8 milioni all'anno. Se James Rodriguez vuole 8 milioni all'anno, costa al Napoli 8 milioni e 8. Detta questa, la sapete la storia, no? Del decreto, se questa cosa è vera, va in porto, eccetera, eccetera, non ci sono più scuse, bisogna comprarne un paio forti. Non dicite Cavani, per favore, Cavani no, però possiamo innalzare di parecchio il livello, ma di parecchio proprio. Iscrivetevi e poi ne parliamo. Fatemi sapere se volete sapere il fatto di Conte prima o il mercato del Napoli. Baci, baciavo a lui.